Ben ritornati al nostro appuntamento con FNP CISL, quindi torniamo a parlare dopo un periodo dedicato alla funzione pubblica, quindi al momento importantissimo delle elezioni, abbiamo visto anche i risultati, parlare delle persone pensionate, delle persone anziane, questa anche su vostra richiesta esplicita. Ci siamo sul punto e anzi ancora di più, perché dobbiamo ricordare che è l'anno europeo dell'invecchiamento attivo. Sempre più ci sono persone anziane che vanno in pensione, per fortuna che riescono ad andare in pensione anche in un'età decente, non come avverrà tra qualche tempo, sempre più in là e quindi molto affaticati, e quindi si sentono liberi di potersi esprimere al meglio, hanno la possibilità di farlo, ma devono capire in che termini e come. Sono effettivamente delle risorse importantissime per la società in generale. Ma c'è una differenza di genere, si può parlare che per le donne ci sia un certo tipo di essere attivi e partecipi, per gli uomini un altro. Stiamo parlando di generazioni che hanno fatto la loro storia, non dei giovani attuali, e quindi di cambiamenti di ruoli, perché effettivamente il ruolo della donna e dell'uomo nell'ambito della famiglia è ancora diverso. Gli anziani hanno una posizione importantissima, più che mai purtroppo sono investiti anche di oneri sociali di non poco conto, fin tanto che sono attivi. Ma cosa fa l'Europa? Che provvedimenti ci sono? Cosa fa l'Italia? Cosa fa anche la nostra regione per dare un contributo in questo senso? E come si stanno muovendo, tra l'altro, i sindacati dei pensionati, in modo particolare l'FNP CISL, le associazioni no profit che ne fanno da corollario? Che cosa prevede quindi ed è previsto? Ne abbiamo parlato tanto in un convegno dove sono intervenuti degli illustri esperti e anche degli studiosi del tema, vedremo dei contributi, delle interviste, quanto vogliamo approfondire ulteriormente qui in studio con i nostri ospiti. Ve li presento subito, ben arrivata Mary Pallaro, ben ritornata, con grande piacere dei nostri telespettatori. Mary Pallaro, segretaria funzione pubblica della CISL del Veneto, grazie di essere qui con noi, e poi Francesco Maghini dell'ufficio formazione FNP CISL, grazie anche a lei di essere qui. Buongiorno a voi. Giovanni Busnello, ben ritornato, presidente Anteas Veneto. Buongiorno. E anche all'Anteas sappiamo che sono state rivolte parecchie domande, ci sono stati parecchi messaggi, perché molti hanno bisogno di capire come muoversi per essere attivi, quindi forse ci sarà anche bisogno di dare delle delucidazioni ulteriori. Prima di entrare nello specifico di cosa vuol dire attività e possibilità, perché io voglio rispondere anche sempre ai messaggi che ci arrivano, che tanti dicono sì, ma cosa posso fare, a chi mi devo rivolgere per fare qualche cosa concretamente di utile? E questa è anche un po' la questione sempre importante. Voglio che seguiamo insieme un'intervista che è stata fatta a Loreno Coli, segretario FNP nazionale, e quindi vediamolo insieme questo contributo. L'invecchiamento attivo è una situazione in cui le persone le persone anziane che escono dal lavoro e che la società tende a escludere quasi come un residuo della società, un peso, perché aumentano le spese, sono considerate un peso. Invece, secondo il nostro punto di vista, soprattutto in Italia, il welfare è molto sostenuto dalla persona anziana. Se non ci fossero le persone anziane, probabilmente molti giovani e molte famiglie giovani non potrebbero lavorare. Quindi bisognerebbe integrare di più questo lavoro fra giovani e anziani e capire che gli uni e gli altri possono essere comunemente utili a questa società. Non bisogna considerare l'invecchiamento come un fatto di lavoro. Ci hanno già pensato i nostri governanti a farci lavorare molto di più, allungare il periodo della... L'invecchiamento attivo, secondo il nostro punto di vista, è un fatto prettamente culturale e sociale. Ho detto prima le funzioni che svolgono la gente anziana nel mondo della famiglia, quindi anche un fattore che diventa un fattore economico. E poi sul fatto sociale, la partecipazione alla vita sociale di una persona anziana fa sì che si sente ancora vivo e persona utile alla società, e questo può creare presupposti perché si usino meno medicine, si usi meno il medico, cioè si stia meno a carico della società e quindi si allontani sempre di più quel periodo di decadenza che è naturale nelle persone, perché la decadenza è un fatto fisiologico, e quindi si allontani quel periodo che oggi invece è un problema grave, che è quello della non autosufficienza. Si allontani, se non addirittura si possa eliminare.
Eccoci, Francesco Maghini, un po' riprendendo e cercando di capire perché un anno internazionale dedicato all'invecchiamento attivo, e poi un altro aspetto che secondo me è importante, è emerso anche dalle parole dell'intervistato e lo si emerge un po' palpando quelli che sono i provvedimenti presi, che non ci sia una lotta intergenerazionale, cioè i giovani contro gli anziani, quando l'anziano diventa fondamentale perché un giovane possa costruirsi una famiglia, perché di fatto è così. Però l'anziano è costretto, suo malgrado, sarà costretto sempre più a lavorare più di tutti gli altri in Europa, quindi anno internazionale europeo, però poi l'Italia si distinguerà, e come viene interpretato dai giovani a portar via possibilità di lavoro per i giovani che invece vorrebbero poter lavorare, ma gioco forza, visto che il mercato è chiuso e non si sta muovendo, anzi sta implodendo, altri posti non ce ne sono. Quindi vediamo di capire. No contrapposizione, e sarebbe giusto, però ce la vogliono far passare così. Qui lotta tra poveri, cosiddetta la guerra tra poveri. Dall'altro un anno europeo. Sì, e dobbiamo anche ricordare che arriviamo al 2012 come anno europeo per la solidarietà tra le generazioni e l'invecchiamento attivo. La solidarietà, esatto. Sì, arriviamo a questo anno dopo che c'è stato nel 2010 l'anno contro la povertà e l'esclusione sociale, il 2011 l'anno del volontariato, e la Unione Europea propone che il prossimo anno sia quello del cittadino europeo. Questi 4 anni insieme... 2013. Sì, 2013. Questo quadro ci dà il quadro di un obiettivo di portare a porre al centro la persona come cittadina attiva della comunità. Ecco, l'invecchiamento attivo vuol dire proprio questo, portare le persone, indipendentemente dalla loro età, ad essere sempre protagoniste, partecipi della vita della loro comunità, autonomi, che godono di benessere, ma che sono anche parte attiva della comunità, quindi non estromesse, non emarginate, non peso, e su questo dobbiamo subito cancellare un falso problema che viene posto di conflitto tra giovani e anziani. Si dice che proprio per l'allungamento della vita, per l'aumento della spesa pensionistica, gli anziani tolgono risorse ai giovani, e quindi per garantire il presente agli anziani si dà poca prospettiva di futuro ai giovani. Beh, se noi guardiamo in questo contesto, gli anziani sono quelli che garantiscono di fatto i giovani. Con le loro pensioni sono il primo ammortizzatore sociale dei giovani che non hanno lavoro o che il lavoro lo perdono, le giovani generazioni. Il problema quindi non è tanto il conflitto e la spesa pensionistica, perché se è vero che sulla spesa sociale l'Italia, sulla media europea, ha la maggior quota di incidenza delle pensioni, è anche vero che l'Italia è uno dei paesi che ha minore spesa sociale rispetto al PIL. Allora il problema è di fare politiche per i giovani, per lo sviluppo e l'occupazione, e questo che manca. Non è il discorso delle pensioni, sono le politiche carenti per lo sviluppo e per l'occupazione. Tanto è vero che la politica, ma anche il governo Monti in questa prima fase, è stato più attento a ridurre le spese e a contenere la spesa, e quindi facendo di fatto recessione, e quindi non creando sviluppo e occupazione. Le spese non dello Stato, le spese dei cittadini. Per i cittadini. Infatti scaricando sulle famiglie e in particolare sugli anziani l'onere di provvedere. E quindi è chiaro che l'obiettivo che anche come sindacato ci diamo, che le persone siano attive, sempre, partecipi, indipendentemente dalla loro stagione di vita. L'invecchiamento inizia da giovani. Se io da giovane continuo a essere partecipe della vita della comunità, dando il mio contributo attivo, avendo stili di vita, ma avendo anche contesto di servizi e di politiche che mi consentano la partecipazione e l'autonomia nel lavoro, io supero tutti questi conflitti e arrivo veramente a garantire a ogni persona, per quanto ci riguarda come pensionati, sindacato dei pensionati, ai pensionati, una vita dignitosa, partecipe, da protagonisti nella vita personale, nella vita familiare e nella vita anche della loro comunità civile. Questo è molto importante, è che il messaggio che è stato comunque mandato e si è percepito era quello che gli attuali pensionati sono stati quelli che hanno, tra virgolette, portato via, rubato il futuro ai nostri giovani. Questo è stato detto questo, ed è una bruttissima
affermazione. Bruttissima affermazione, perché comunque penso uno che è pensionato dice: io caspita ho versato regolarmente i miei contributi che erano previsti per legge in base a un accordo preciso, in base a quell'accordo che io ho fatto con lo Stato era previsto che andassi in pensione a quell'età, con queste possibilità, con un sistema di un certo tipo, e le carte mi sono cambiate nel corso dell'opera. Le riforme, esatto, quindi le questo che ha pensionistiche destabilizzato. che ci sono state hanno superato questo. Oggi siamo in un regime di equità, tanto è vero che tutti vanno in pensione dal gennaio di quest'anno col sistema contributivo, quindi avranno una pensione che è direttamente proporzionale ai contributi versati. Ma non dobbiamo dimenticare, non c'è solo un aspetto economico, c'è un aspetto sociale che è molto più rilevante, cioè l'anziano rappresenta comunque in una comunità civile di qualsiasi territorio, di qualsiasi paese, la memoria sociale storica di quella comunità, mentre il giovane può rappresentare invece la ricchezza dell'innovazione, della prospettiva verso il futuro. Se noi mettiamo insieme queste due dimensioni avremo veramente una comunità ricca e solidale. Infatti no, questa è ricca e solidale, il fatto di essere solidali è estremamente importante in questo momento. Vediamo un altro contributo che secondo me è significativo anche leggere tra le righe, tra l'altro. Renzo Scortegagna, il professore, vediamo cosa ci dice. Ma guardi, la grande svolta da fare è cominciare che i servizi sanitari si occupino non soltanto della patologia dell'invecchiamento, ma anche dell'invecchiamento fisiologico, che significa cominciare ad investire anche negli stili di vita e non soltanto nella cura della malattia. Un buon stile di vita allontana comunque il rischio della malattia, in molti casi anche le previene, e quindi le politiche sanitarie che si occupano di salute hanno il compito anche di dare indicazioni e sostenere stili di vita corretti. L'assistenza sociale, se non si limita a curare, a interessarsi del povero, ma anche dei diritti dell'anziano di appartenere alla società, deve investire, anche le politiche sociali devono investire in politiche di appartenenza, che poi è difficile distinguere a quel punto la politica sociale dalla politica culturale, perché il tema dell'appartenenza non è limitabile alle politiche sociali, ma è estendibile a tutte le politiche locali del territorio, per cui le politiche sociali potrebbero avere un ruolo di coagulo, di stimolazione, di coordinamento anche rispetto ad altri settori della vita pubblica. Mary Pallaro, politiche sociali, proprio in questo momento parlare di politiche sociali viene un po' di ansia, nonché politiche sanitarie. Cosa stanno facendo, cosa si sta facendo a livello regionale in questo senso? Allora, a livello regionale al momento, credo come in tutto il resto dell'Italia, è un momento critico, perché la mancanza di risorse purtroppo porta le scelte politiche a tagliare su quegli ambiti dove ritengono che ci sia meno possibilità poi di protesta, e mi spiego. Anche nel Veneto hanno ridotto il fondo per le politiche sociali. Ovviamente questo influisce in maniera diretta sul tema che oggi noi stiamo affrontando, perché è evidente che la parte più fragile della nostra popolazione sono gli anziani. Andando a tagliare quel pezzo di welfare che permette poi, no, di mantenere anche una certa dignità, oltre che qualità di vita, non fa che peggiorare quello che può essere un invecchiamento attivo, per cui venendo meno quello che possono essere quelle politiche di minimo che mantengono poi una certa tensione su questo tema, fa sì che noi regrediamo invece di... Anche la prevenzione che ha detto... La prevenzione poi è fondamentale, professore, passando dalle politiche sociali alle politiche sanitarie. Un anziano attivo di domani noi lo abbiamo solo se oggi noi facciamo delle politiche di prevenzione per quelli che sono i giovani e adulti di oggi, e questo, come giustamente diceva il professore prima, passa anche attraverso una prevenzione e una comunicazione. Ma già la prima riforma della sanità parlava dell'importanza del benessere, che non è la cura della malattia ma è il prevenire, no? Per cui, e se noi non mettiamo in atto veramente un modello di questo tipo, perché poi noi spendiamo molto di più a curare poi alla fine del percorso che non quello che si potrebbe recuperare tramite una prevenzione attiva. Assolutamente, ma il cittadino ovviamente dice
come posso fare un po' di prevenzione attiva se non mi è data la possibilità di farlo concretamente, se ci sono un discorso di ticket, perché uno vuole fare una visita diagnostica, i ticket sono aumentati, ci sono ticket per ogni cosa, si pensa di fare il ticket unificato, però inizia ad essere molto costoso, lo sappiamo benissimo, quindi diventa importante anche cercare di aiutare in questo senso sull'aspetto economico, perché è strettamente correlato. Allora, sicuramente un metodo, un sistema di finanziamento che dà poi servizi che vanno in questa direzione è fondamentale, anche perché molto spesso gli anziani non ce la fanno da soli ad approcciarsi a uno stile di vita, a un metodo, a un sistema, se non hanno poi un aiuto, qualcuno che li spinge su questa strada. Però noi dobbiamo anche cercare di fare un'informazione corretta, ci sono altri pezzi che mancano e che noi poi noi attivi dobbiamo in qualche modo contribuire poi a questo tipo di modifica che è anche culturale, perché poi è anche vero che un anziano attivo noi possiamo farlo diventare anche attraverso una cultura all'interno della famiglia, è qui che c'è anche poi lo scambio intergenerazionale, cioè come la generazione di mezzo può mettere assieme i giovani con gli anziani e come questi poi sentendosi utili diventano anche di fatto attivi, per cui poi andando a gravare meno su quello che sono i costi del sociale e i costi sanitari. Ecco, questi sono tutti elementi sui quali per noi è importante fare una riflessione come cittadini poi. Assolutamente. Dopo andiamo anche a parlare del discorso delle politiche di genere, che secondo me è molto importante. Pubblicità, torniamo insieme tra poco. Eccoci qua, chiedo alla regia conferma se abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Sì, pronto? Sì. Buongiorno, da dove chiama? Da Morgano. Da? Morgano. Dov'è? In provincia di? Treviso. Di Treviso, scusi, Sì. ignoranza. Prego, prego, dica. No, volevo solo dire che questi pensionati rubano il lavoro ai giovani. Perché quando c'è gente in pensione con 40 anni di lavoro e può vivere con 1.450 euro al mese e rimangono sul posto di lavoro per altre 600 euro al mese e che non pagano le tasse su quelli, e questo è merito dei vari sindacati che hanno firmato queste cose. Allora, io ho un figlio che lavora da 10 anni a 1.200 euro al mese. Bisogna dare la possibilità a questi figli che lavorino, no? Si hanno fatto 40 anni di lavoro e se ne vogliono rimanere là altri 5, 6, 7 anni. La gente deve lasciar lavorare anche i propri figli, non solo pretendere e basta, e non gliene frega niente del prossimo. Certo, chiarissimo, chiarissimo signora. Grazie. Grazie del suo intervento. Qui vorrei... Maghini. Sì. Allora è ben chiaro il discorso della signora, sì. È ben chiaro, però gioco forza, a parte accordi sindacali, adesso sempre più la persona che è più anziana, che prende di più, resterà nel lavoro e il figlio magari si vedrà che è scartato anche dalla medesima azienda. Perché no? Sì, ma noi abbiamo politiche contrastanti, vorrei dire alla signora che certamente non può addebitare al sindacato il fatto che ci sia lavoro nero, evasione fiscale, evasione contributiva, eccetera, perché queste sono sempre state le nostre battaglie, che è diverso dal dire che una persona rimanga attiva, partecipi nelle forme che la legislazione prevede, pagando tasse, contributi, in alcuni casi anche è prevista la riduzione della pensione se c'è continuità di attività lavorativa, quindi nel rispetto delle regole. Dove c'è evasione non c'è certamente sindacato, siamo proprio su due terreni completamente diversi. Rimane invece vero che non è che possiamo pensare a una persona come a un pezzo di una macchina, finché è nelle massima efficienza lo utilizzo e poi lo butto nel cestino e deve essere marginato. Rimanere attivi come pensionati, anche da pensionati, vuol dire comunque poter partecipare anche dando il proprio contributo di esperienza anche nell'ambito lavorativo. Questo non significa togliere ai giovani, perché il problema che i giovani non trovano lavoro non è il problema dell'anziano che continua comunque a avere qualche attività o permanere nella vita lavorativa. Faccio l'esempio: se un imprenditore, anche un artigiano, ha una sua attività e la sta passando al figlio e nonostante la pensione continua a collaborare, non ha rubato nulla al figlio, anzi affianca l'innovazione, la
flessibilità No, del forse il discorso giovane è con la questo, ricchezza sì. dell'esperienza. Però il fatto è questo, che se un'azienda ha, faccio l'esempio, 18 dipendenti, di cui 2 sono anziani che potrebbero andare in pensione secondo la vecchia normativa, secondo la nuova invece devono restarci ancora un tot di tempo, perché sennò non maturano il minimo, eccetera, l'azienda non prenderà 18 più 2 20 persone, 2 giovani, ma tiene quelli là finché non arrivano a, perché magari uno è responsabile dell'amministrazione, invece che prendere un giovane laureato come responsabile o passare di grado, quello che c'è, aspetterà 2 anni. Ma il passaggio di solidarietà generazionale c'è e lo prevede la normativa, che è previsto che la persona anziana possa avere in parte la pensione, in parte il part-time, per consentire il passaggio di competenze tra la persona anziana, certo, e il giovane che viene assunto e che si affianca all'anziano, per mantenere la professionalità e le competenze dentro l'azienda. Ma il problema e la domanda che mi faccio è: ma questa azienda ha una linea di sviluppo della propria attività, va a innovare il suo prodotto oppure semplicemente galleggia? Perché noi sappiamo che in questa crisi globale, in questa competitività internazionale, o hai capacità di sviluppo anche aziendale, di innovazione del prodotto, di ricerca, e quindi ti proietti verso il futuro, che è soprattutto dei giovani, oppure rischi di fallire. Certo, quindi non diciamolo troppo forte che dopo non si mettano a licenziare persone che, come già ci sono stati molti messaggi, di 55-57 anni che poi non trovano più lavoro, perché questo è un altro problema. Mary Pallara, proprio per chiudere un po' il discorso, perché poi dobbiamo passare anche ad altre tematiche, le differenze di genere ci sono, esistono, e in che termine poi nel discorso dell'invecchiamento entra in un ruolo anche la donna, con un ruolo ben importante? Allora, le differenze di genere che noi riscontriamo nella parte adulta della cittadinanza ovviamente poi hanno degli effetti anche nell'età più anziana e con le politiche poi di anziano attivo. Se noi pensiamo che per esempio il livello di partecipazione al mercato del lavoro delle donne è di 24 punti inferiori a quello degli uomini e che le donne mediamente prendono un quarto in meno dello stipendio di quello che percepisce un uomo, e che poi il livello di pensione delle donne confrontato con quello dei maschi è che il 45% delle donne che hanno lavorato prendono una pensione che è inferiore ai 500 euro. Questo ci dà poi, no, portandolo nella parte più avanti dell'età, come questo incide fortemente poi, perché poi se a questo ci abbiniamo anche il carico di lavoro, di famiglia che la donna ha, e questo comporta anche l'impossibilità poi di crearsi una vita sociale esterna, perché tra lavoro, casa, figli diventa problematico, e poi la scarsità di risorse anche economiche che non permette poi di allargare o di fare una determinata attività. Tutti questi elementi poi determinano una ulteriore criticità nell'età anziana, per cui se poi ulteriore elemento noi sappiamo che le donne anziane sono un 15% in più di maschi e il 60% di queste donne vivono sole, e vuol dire che si devono anche far carico poi di tutte quelle che sono le spese quotidiane di una casa, e diventa un fatto ancora più determinante, senza entrare poi in quelle che sono dinamiche prettamente della salute, dove generalmente quando si fanno studi, si fa la prevenzione, si parla in senso generale, quando invece sappiamo che le donne purtroppo per caratteristiche, per fisicità hanno una serie di patologie che sono molto diverse invece da quelle del maschio. Assolutamente, quindi diciamo che adesso cercheremo anche di rispondere ai messaggi che stanno arrivando, ce ne sono anche parecchi, grazie Mary Pallaro. Vediamo anche un altro contributo di Adolfo Berti, segretario generale FNP CISL, a proposito del ruolo anche di preparazione di una persona anziana pensionata ad essere attiva e quindi pronta ad affrontare un'attività sociale, perché poi una cosa è il divertimento, una cosa è il passare il tempo, una cosa invece è avere veramente un'importanza strategica. Vediamo il contributo, poi cerchiamo di rispondere anche ai messaggi. Anche l'anziano non autosufficiente, parlando di invecchiamento attivo, ha la necessità di essere in qualche maniera recuperato ad una attività quantomeno psicologica e sociale, quando ovviamente ci sono le condizioni. Però il problema di fondo è proprio quello che nessun anziano deve essere mai abbandonato, anche quando è in quello stato, perché la persona nella sua interezza va comunque recuperata ad una socialità
che è estremamente importante per qualsiasi persona. È una socialità che è molto importante. Stanno vedendo però dei messaggi, qui chiedo un intervento un po' di Maghini e dopo passiamo la parola invece all'Anteas, dove si percepisce una scissione abbastanza netta. Da un lato si dice l'anziano che viene messo dai giovani in casa di riposo perché non è più autonomo, eccetera, e tante altre che fanno capire che c'è una differenza, che nonostante tutto. Ma sono le contraddizioni di questo modello di società, di una politica che per esempio non tiene conto del lavoro delle donne soprattutto, ma del lavoro di cura della famiglia. Cioè tra le nostre priorità c'è per esempio la domiciliarità, perché la persona che continua a vivere nel suo contesto di casa, di famiglia, di vicinato, di relazioni, certamente ha condizioni migliori per il suo benessere anche mentre si ha la sensazione che quasi che il pensionato sia considerato prima un buon target di mercato, perché ha comunque una pensione piccola che sia, però ce l'ha tutti i mesi, e provate a pensare quanta pubblicità rivolta all'acquisto di beni o prodotti ai pensionati. Poi un utile sostegno ai giovani, coppie, eccetera, eccetera. Poi quando incomincia a essere un po' meno autosufficiente diventa un peso, e poi in attesa di rottamazione magari lo scarichiamo allora. Perché? Perché la società non ha valorizzato il lavoro di cura, non ne riconosce neanche ai fini contributivi, tantomeno salariali, il valore anche economico di questo, e rende impossibile alla famiglia giovane spesso farsi carico dell'anziano, soprattutto se non autosufficiente. Quindi è un problema di scelte e di priorità, e certo quando il governo Monti, come quelli precedenti, quello precedente Berlusconi, pensa a interventi sulla previdenza solo per fare cassa, perché poi così è stato l'intervento sulle pensioni, sì, ai fini di fare cassa, non per riequilibrare, quindi non sono stati soldi tolti ai pensionati per darli ai giovani, ma semplicemente per riappianare i debiti dello Stato, eccetera, eccetera. È chiaro che non vai in avanti su queste politiche, occorrono politiche sociali diverse, interventi di promozione, perché anche l'assistenza all'anziano, alla persona non autosufficiente è occasione di creazione di posti di lavoro. Assolutamente, però giustamente rispondendo ai messaggi tanti che stanno arrivando, uno di questi in modo particolare diceva che vergogna, si stanno sfruttando i pensionati, anche quelli nelle case di riposo, pretendendo l'IMU, seconda casa, cioè è una cosa vergognosa, attenzione, povero anziano che già ha difficoltà e non riesce a pagare la retta per la casa di riposo, deve pagarsi l'IMU come se fosse la seconda casa della propria residenza che magari non abita. No, non mi sembra che sia così, ma il giovedì 4 aprile... Questo hanno detto nei telegiornali, perché poi comunque il messaggio riportava perché questo. valgono comunque per ora i principi anche dell'attuale ICI, perché non c'è ancora la normativa nuova, sia sui valori catastali, è un progetto che eccetera. però non esiste però, ancora. Anticipo, giovedì 4 aprile, cioè mercoledì 4 aprile, in questa trasmissione... Quindi mercoledì prossimo potremo approfondire questo argomento. Ci sarà l'approfondimento proprio sulla denuncia dei redditi e sull'IMU con gli esperti del CAF e CISL, quindi rinvierei allora le allora tutte le domande relativamente a questi aspetti, IMU, pensioni eccetera, che stanno arrivando, le portiamo a mercoledì prossimo, che abbiamo gli esperti del CAF. Abbiamo una trasmissione dedicata proprio a questo. Esatto. Allora, un modo anche per invecchiare attivamente potrebbe essere il volontariato. Ci sono arrivate anche tempo addietro, quando lei era venuta, poi telefonate e messaggi di telespettatori che chiedevano come far parte dell'Anteas, dove trovarvi, cosa fare, cosa si fa. Vediamo un po' di specificare questo, alla luce di quanto diceva anche nell'intervista Berti. Ma infatti il volontariato, che è un illustre sconosciuto, nel senso che il volontariato fa e non si fa vedere, questo è notoriamente uno degli atteggiamenti del volontariato, è quello di fare le cose senza farsi vedere. È una delle possibilità reali per le persone anziane per avere ancora una vita attiva. Io, come dire, presuntuosamente dico, il volontariato offre all'anziano la possibilità di fare un nuovo progetto di vita, nel senso che una volta finito il ciclo lavorativo, se non si è creato degli interessi durante il periodo lavorativo,
con il volontariato ha la possibilità di riprogettare la propria Quindi vita. questo è un po' un modo per tranquillizzare le persone, c'è sempre tempo insomma per entrare, per avere acquisire una competenza. Ma certamente sì, sarebbe troppo lungo elencare tutte le attività svolte dal volontariato che possono interessare gli anziani. Intanto pensiamo a un volontariato che non vuole sostituire l'istituzione nella erogazione di servizi. Anche se di fatto, per fortuna, lo fa. Anche se di fatto lo fa. Per fortuna, perché... Quindi per sua natura il volontariato lo rifiuta. Ma se poi, non ci fosse il volontariato saremmo messi male. Nasce il volontariato proprio per intervenire laddove ci sono dei bisogni inevasi, cioè delle persone che hanno bisogno di servizi e l'istituzione non li fornisce, non li trova da nessuna parte, e allora interviene il volontariato e comincia intanto ad offrire quella che è una merce sempre più rara nella società di oggi: le relazioni umane. Bravissimo quello, cioè sono dei modi per conoscere altre persone, per stare in compagnia, relazionarsi, uscire dall'isolamento, perché eventualmente l'uscita dal lavoro vuol dire anche entrare in una sorta di isolamento, anche domestico, familiare, che a volte è controproducente per la persona stessa. Questa è una modalità importante. Torniamo su questo discorso, parliamo anche di altri possibili sviluppi tra pochissimi secondi dopo la pubblicità. Allora, dovremmo avere una telefonata in linea se non sbaglio. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Sono Daniele della provincia di Treviso, mica avevo già chiamato una volta in trasmissione. Dica tutto. Io dico una cosa solo, innanzitutto gli anziani, aperta parentesi, giovani, perché degli anziani che da imparare ogni giorno, dagli anziani c'è da imparare ogni giorno. Oggi come oggi, vedo scritto là la società, mi dispiace tanto, ma la società è finita ragazzi, finita, come dice Gentilini. Vi dico una cosa solo, i miei anziani non li abbandonerò mai, e i figli li buttano in casa di riposo. Certe nuore, mi dico quello con verità perché che ho esperienza, certe nuore, specialmente quelli di genitori dei mariti, prima che vadano fuori dalle puntini, meglio è. Vi dico una cosa solo, ho ascoltato un'altra trasmissione veneta, al 25 aprile si parlava di andare a fare una marcia su Roma. Il Veneto, per rispetto degli imprenditori, per rispetto delle famiglie, mi stesso lavoro, non per mio volere, mi stesso lavoro e una famiglia a mantenere, per rispetto di anziani, famiglie e imprenditori, Veneto, svegliamoci perché qua ci stanno mettendo sotto ovunque, e viva gli anziani! E parlate con gli anziani giovani che vi danno esperienza. Buongiorno a voi. Buongiorno, grazie della sua telefonata. Vediamo se riusciamo poi dalla regia a recuperare anche un'altra telespettatrice che aveva chiamato prima. Cosa rispondiamo al nostro telespettatore? Ma ha ragione, nel senso che gli anziani rappresentano, lo dicevamo prima, valori, storie, esperienze, competenze, la memoria sociale di una comunità, e quindi se noi pensiamo al ruolo dell'anziano nelle comunità anche contadine di qualche decennio fa, aveva un suo ruolo, un suo posto. In questa società viene un po' emarginato, nel senso che non è più produttivo e quindi sì, ma attenzione, non ha più valore. Forse in secondo e ordine, lì si taglia anche le relazioni, questo è il dramma. Credo che dobbiamo riportare al centro, superando i conflitti, i ruoli della giovane e dell'anziano, il giovane proiettato sul futuro, ma l'anziano che garantisce a questo giovane proiettato nel futuro un passaggio di competenze, di esperienze, di memoria sociale che diventa la ricchezza dei giovani stessi. Assolutamente, però per rispondere anche un po' al telespettatore, un discorso anche molto complesso, però reale, detto perché ci sono situazioni in cui l'anziano magari non può vivere da solo perché vive in campagna, isolato, quant'altro, e si deve entrare in famiglia del figlio o della figlia, non è gradito e quindi non vedono l'ora di metterlo in casa di riposo. È un altro problema perché il nostro contesto sociale è articolato a famiglie chiuse, non siamo in altri paesi, non siamo neanche nelle situazioni di una volta. Però è anche brutto che ci sia nel 2012 la concezione e la strutturazione della casa di riposo come struttura chiusa, ghetto, dove finisci là. Invece dovrebbe essere una situazione tipo un albergo, alberghiera, dove la persona dorme, si trova in un contesto anche sociale, può uscire, cioè è molto più ma c'è dinamica. già una riforma in questo senso, ma però, quello di che fatto... noi insistiamo è che le persone, fin quando è possibile, dotando di servizi territoriali adeguati, bravissimo, di che non ci sostegno sono, alle famiglie che se hanno il lavoro di cura, debba rimanere nella sua casa.
va in struttura residenziale quando proprio è impossibile mantenerlo nel suo territorio. Ma le strutture residenziali non sono più case di riposo, ma sono centro servizi aperti al territorio, dove in pratica continua il dialogo con la comunità. Di più, quelle che hanno delle tariffe anche alte. Su questo purtroppo sarebbe interessante fare anche un'altra. Esatto, Cioè, quindi faremo proprio una trasmissione su questo. Questo sia un tema che secondo me esatto, questo è un tema che merita un approfondimento. Dobbiamo interrompere questo sicuramente, anche perché è richiesto da molti telespettatori, ci dedicheremo un capitolo intero. Sentiamo un altro contributo sempre di Adolfo Berti. Che è una legge molto buona, avanzatissima per i principi che esprime, per le regole, anche le norme che di fatto sancisce. C'è però un problema di fondo, che questa legge che abbiamo conquistato nel novembre del 2009 a oggi è ancora giacente nei meandri della Regione e in attesa dei decreti delegati che consentano di avviare tutto il processo di attivazione sul territorio. Questa è una cosa che ci sta preoccupando molto, abbiamo un tavolo aperto con la Regione su questo, abbiamo qualche difficoltà, ovviamente c'è tutto il problema che riguarda le difficoltà economiche di sostegno della non autosufficienza, che sono frutto dei tempi sostanzialmente, e quindi rispetto a questo è chiaro che anche questa applicazione della legge tout court diventa difficile proprio per la difficoltà di continuare a mantenere un fondo per la non autosufficienza che fino adesso il Veneto è riuscito a mantenere, ma non sappiamo se in futuro ce la facciamo. E non sappiamo se in futuro ce la facciamo. Effettivamente tutti questi servizi che dovrebbero essere per la domiciliarità attiva, non sappiamo come sostenerli, perché come giustamente diceva Adolfo Berti, i soldi sono fermi là, bloccati con una legge che per adesso è sulla carta. Sì, ma ritornando su questo argomento, ma anche alla telefonata di prima, noi abbiamo oggi le famiglie che sono poi marito e moglie, figli, per cui non la famiglia allargata che avevamo, ma anche solo 20-30 anni fa. In 60 metri quadri. In 60 metri quadri. E poi è difficile che uno dei due possa non lavorare, perché purtroppo gli stipendi, le situazioni attuali non permettono, insomma, che possa essere fatto questo. E se non c'è un sistema poi che riconosca, come diceva prima Francesco, che la cura alla persona anziana piuttosto che al non autosufficiente, che non sempre è anziano, un sistema anche di riconoscimento economico alla cura, questo non permette che poi ci sia la presa in carico in famiglia, per cui viene riconosciuto il ruolo di cura che, ricordiamo, verrebbe sempre a costare meno di quello che costa alla Regione piuttosto che allo Stato. Il ricovero in una casa di riposo, che sia di un certo tipo o di un altro, comunque ha un costo per la società in generale. Garantire un minimo di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'anziano potrebbe fare quel passaggio in più, perché ci sia almeno la possibilità di tenerlo nel proprio ambiente e nel proprio sistema. Se poi a questo ci abbiniamo quei servizi che sono fondamentali, perché all'anziano molto spesso si accompagnano purtroppo le malattie, la cronicità, e se noi ci mettiamo a fianco anche un sistema di supporto nel momento in cui la malattia ha una cotizzazione, e in modo tale che poi noi questo anziano non lo dobbiamo ricoverare in ospedale, perché sappiamo che un anziano, quando io lo ricovero, c'è la parte di cura che fa il suo effetto, ma quell'anziano quando lo riporto a casa ha regredito dal punto di vista della propria, perché sradicare un anziano dal proprio ambiente purtroppo crea tutta una serie di elementi non solo di salute ma anche psicologici che poi fai fatica a recuperare. Giustamente, però stiamo arrivando anche dei messaggi, chiedo anche lei, anche se ovviamente si occupa sempre del settore, che case di riposo costano per un figlio operaio, sono impossibili da sostenere economicamente, come altrettanto, quindi impossibile portare anche un familiare, altrettanto difficile per una famiglia di un operaio o una persona che lavora qualsiasi tipo di lavoro, con i figli eccetera, poter badare anche una persona anziana, non può mollare il lavoro, che cosa si può fare? Cioè, a prendere una badante costa, lo Stato non dà un contributo per la badante a casa, e quindi né l'anziano può essere lasciato da solo. Se la persona anche ricevesse un contributo, attenzione, e la donna
si sacrifica e sta a casa, ipotizziamo. Io ora vedo un altro problema, perché poi uscita dal mercato del lavoro, questa donna non c'entrerà mai più, muore l'anziano dopo 3 anni, facciamo l'esempio, ma perché si tratta sempre di situazioni, 5, quello che vuoi, questa persona è tagliata fuori dai meccanismi sociali e allora ci troviamo un altro problema sociale che lo Stato non affronta, non si pone neanche il problema di affrontare e non avrà né pensione né niente, perché non potrà, quindi attenzione che è un rischio grossissimo. Come la vede lei umanamente? Perché poi adesso stanno arrivando tanti messaggi, vedremo anche di leggere, ma siamo arrivati in chiusura, una battuta. Io dico semplicemente che il volontariato nasce proprio osservando queste difficoltà e si attiva per alleviare il disagio di queste persone. Di fatto si sostituisce all'istituzione facendo un servizio che invece dovrebbe essere un servizio istituzionale. Da questo punto di vista direi che il volontariato diventa un elemento fondamentale per evitare la solitudine delle persone, ma per aiutare anche tutti coloro i quali, per esempio, non si possono muovere. Il trasporto delle persone non autosufficienti, delle persone ammalate, per accompagnarle in un luogo di cura, viene fatto dal volontariato, molto spesso in convenzione con il comune, che gli rimborsa le spese di trasporto, ma molto spesso lo fa anche senza le convenzioni con gli enti pubblici. Certo. Siamo fuori tempo, battuta? Una battuta iniziale. Proprio in questi giorni, ieri, è stata fatta una lettera unitaria dai pensionati CGIL, CISL e UIL, in questo clima di difficoltà anche di rapporti, a Zaia, il Presidente della Regione, per chiedere l'attuazione della legge sull'autosufficienza e le politiche sociali che consentano di dare risposta a tutte queste problematiche. Allora, di questo argomento, unitamente al discorso delle case di riposo, per il quale sono arrivati tantissimi messaggi, cercheremo di dare una risposta, dedicheremo un appuntamento ulteriore in esclusiva. Per la prossima settimana c'è il CAF, parliamo di tasse, di modalità, di IMU, di tutto quel che volete. Grazie ancora al FNP CISL, grazie a voi di averci iscritto, di aver partecipato, di averci seguito. Appuntamento come sempre la prossima settimana, a questo punto con i pensionati. Grazie, arrivederci. Arrivederci.